Commissariamento in vista a San Martino di Lupari, comune dell'Alta Padovana con 13.000 abitanti. La notizia è arrivata poche ore fa in municipio, ha scosso la comunità e il sindaco uscente della Lega, Gerry Borato. 9 consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni dal loro incarico, facendo così cadere la giunta. Ad un mese dalla fine del mandato, presunte lotte intestine hanno portato ad uno stravolgimento degli equilibri nella maggioranza. Dei 9 consiglieri che si sono dimessi, 5 sono della Lega e 4 della Civica Progetto San Martino. All'origine della decisione pare ci sia la scelta del nome del candidato sindaco e la possibilità di Borato di un posto da vice sindaco in caso di vittoria. L'attuale primo cittadino ha commentato con una nota la sua caduta. Le dimissioni sono una scelta dettata solo da interessi politici e non dall'amore per la propria comunità. Nonostante le innegabili distanze tra le parti emerse nelle ultime settimane, aggiunge il sindaco uscente, speravo che il bene della comunità e dei nostri cittadini potessero comunque prevalere sulle logiche politico-elettorali. Il segretario comunale ha già trasmesso la comunicazione formale alla prefettura, che nelle prossime ore provvederà a nominare il commissario. La data delle prossime elezioni amministrative non cambia, il commissario prefettizio resterà in carica fino al 26 maggio, quando i cittadini torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco.